qua cari amici, qua stanno partendo tutti i camion, vediamo un po' se riusciamo ad andare a beccare qualche protagonista, prima che mi scappi, perché come vedete qua la gente se ne sta andando, eccoci qua. Adesso vi faccio vedere un attimino, bravissimo, dai, vai, guardate un po' affumicati siete, aspetta un attimo, attenzione, aspetta un attimo, eccoci qua, 190-48, volevo presentarlo, scusa, mi vai via, aspetta un attimo, siamo in diretta qua, guardate qua. Attenzione, questo è un direttore di un ospedale, penso. Altoatesino, Brunico, qua vediamo se si apre la porta perché qua non si apre. Bravissimo, ecco qua perché ho una mano solo qua. Eccoci qua cari amici, insomma volevo presentarti. Grazie. Ecco qua, attenzione che qua il vecchio Marvin distrugge tutto. Ecco va qua. Bene. Siamo qua in compagnia di Bruno da Brunico e Alto Adige. Esatto, ecco, esatto. Dimmi un po' l'importanza di questo camion, sì, per ricordare un po' il passato dei trasporti del papà, giusto? Esatto, questo papà aveva alcuni camion, aveva iniziato col 170 per poi andare al 190-35, ha preso poi il 38 e adesso aveva il 48, 10 anni fa ha venduto la ditta. E io sono un giurista. Ricordiamo che non è un camionista, però esatto, guidava per papà. Esatto, e poi 2 anni fa papà mi dice vorrebbe un 190-48 e allora abbiamo cercato e trovato con l'aiuto di Daniele Quercioli questo bellissimo 48 e l'ha fatto veramente bello veramente. Top. Guardate qua. Gli interni sono ancora da migliorare, faremo d'inverno e il motore eccezionale. E è uno special. È uno special, sì, 190. Che anno è che abbiamo detto? 93. Ecco qua lo sistemi te qua adesso. Faccio io. Ecco qua, Facciamo onore qua a Bruno che è venuto da Brunico, è il tuo primo raduno? Sì. Insomma, ecco qua, un'apripista un po' per tutti gli altoatesini che vogliono appassionarsi dei camion d'epoca. Perfetto. Grande Bruno, adesso vai con calma, un po' di sgasate che ci stanno. Grazie Marvin. Ecco qua, ragazzi, appassionati di camion, guardate un po' qua, 190-48. Qualcuno mi diceva, ma il Turbo Star è un pezzo che non li vediamo, ecco qua, Guardate qua il camion di Bruno, che viene da Brunico, lavora in ospedale, non so se la parte amministrativa, però fa tutt'altro. Guardate qua, grande Bruno, facciamo onore a Bruno, al pubblico, guardate qua il pubblico che si gode appunto l'uscita del 190-48 di Bruno, pazzesco qua, appassionati di camion, guardate qua che spettacolo qua, Vediamo il sound. Eccoci qua, un altoatesino che ama il sound del 140, lo famoso special, cilindri, la storia della Fiat. poi un altoatesino che si appassiona a un Iveco. Le origini sono venete, ho saputo ieri che la famiglia Sì, è vero. venete. Eccoci qua, Pazienza. grande Bruno, allora un po' di sgasate ancora. Guardate qua che spettacolo, questo è un po' un po' di nafta che c'è, insomma questo è un po' il raduno che c'è stato qua, Spettacolo, hai visto? Sta polvere, sta fumo, Dobbiamo fare spettacolo, spettacolo. Eccoci qua cari amici, appassionati di vecchi camion qua. Vi ho portato traccia di raduno qua, con Bruno appunto che viene da Brunico e via andare. Vediamo un po' qua se riusciamo a catturare ancora qualche impressione qua
di qualche protagonista. Ecco qua Andrea, battuta sul raduno, dai, battuta, ottimo. Sempre Turbo Star o Scania? Sempre Turbo Star, dietro lo Scania. Spettacolo, ragazzi, ecco qua, è un po' così le battute finali di questo splendido raduno. Eccoci qua, cari amici appassionati di camion, dai, vi ho fatto vedere così traccia di festa. Eccoci qua, ci sei? Buono, va bene? Ecco qua, ragazzi, adesso andiamo a documentare questo 691N, ragazzi, di Valerio. Adesso vai di diretta a Marvin. Guardate là, spettacolo, movimento. Ci sei? Fai un saluto? C'è anche te? Saluto? Viva Scania o Fiat? Tutti e due. Ragazzi, ciao a tutti. Adesso Valerio, prepariamoci, attenzione, prepariamoci al report. Questo è un signore che abita qui vicino da te, Abita qua in zona? Forse l'ho visto da qualche parte. il signor Rigotti. Sì. Signor. Mi ricordo. Ecco qua, spettacolo. Adesso documentiamo il tutto. Viva il camion d'epoca. Viva Lega Antichi Motori. No, dopo ci vediamo. Al prossimo, ciao a tutti.